È lievitato esponenzialmente il volume d'affari legato al gioco d'azzardo nel nostro paese, raggiungendo quasi 100 miliardi di euro l'anno, un settore che dà lavoro a imprese e addetti, ma che è diventato anche terreno di conquista per le associazioni mafiose che si muovono ovviamente laddove c'è denaro e che utilizzano questo canale per riciclare il denaro proveniente da attività illecite. Necessariamente per le implicazioni sociali e anche per questioni di sicurezza, la Regione Veneto, in collaborazione con Avviso Pubblico, l'associazione che promuove la cultura della legalità nelle pubbliche amministrazioni e che riunisce più di 270 enti locali e regioni in Italia, all'interno di un percorso di formazione civile contro le mafie, ha destinato un focus proprio al gioco d'azzardo, incontrando a Palazzo Trissino, sede del Comune di Vicenza, sindaci e amministratori per sensibilizzarli a questi temi e invitando come relatori altri sindaci e amministratori che hanno iniziato un percorso di contrasto al dilagare indiscriminato di sale da gioco e videolotteri. Nel Veneto si raccoglie circa l'8% della spesa nazionale sul gioco che, ricordo, nel 2016 ha raggiunto la cifra di 96 miliardi a fronte invece di un 2015 dove la raccolta gioco totale è stata di 88 miliardi. Come ANCI avete proposto di introdurre la tessera sanitaria per utilizzare almeno le slot machine? Sì, assolutamente, questa è una proposta che è condivisa da ANCI ma che è stata soprattutto diramata dalla Commissione Antimafia nella sua ultima risoluzione, dove appunto individua varie misure per contrastare sia lo sviluppo della patologia ma soprattutto la possibilità di infiltrazioni mafiose. Quindi il gioco e l'attivazione della macchinetta tramite un documento di riconoscimento risulta importantissimo, da un lato per tracciare le abitudini di gioco dell'utente, quindi capire anche quando si passa da un gioco problematico a un gioco patologico, ma soprattutto per tracciare anche i flussi economici, quindi il flusso finanziario che rappresenta l'utente stesso, quindi capire se ci sono possibili fenomeni di riciclaggio legati appunto a delle giocate che risultano più particolari e fuori budget rispetto anche all'utente stesso. Uno dei comuni italiani con il più alto numero di giocatori è Pavia e proprio partendo da questo dato l'amministrazione ha avviato da qualche anno un percorso virtuoso che sta portando i suoi frutti. L'esperienza di Pavia ha voluto portare a questo incontro. Come siete intervenuti? Noi siamo intervenuti dal 2014 in una fase in cui ancora la legislazione nazionale sul gioco d'azzardo non era così concentrata a trovare delle soluzioni. Siamo intervenuti perché la nostra città era una città che era stata citata nel 2013 come capitale del gioco d'azzardo dal New York Times e di conseguenza dovevamo provvedere. Abbiamo provveduto in questo modo: da un lato abbiamo posto in essere una delle primissime ordinanze di limitazione degli orari, una delle primissime in Italia, che è stata puntualmente impugnata dai concessionari davanti al TAR, ma abbiamo vinto il ricorso dimostrando che nella nostra città le persone colpite dal gioco d'azzardo patologico, quindi da questa malattia, erano davvero molte e quindi era necessario che il sindaco intervenisse attraverso appunto il suo potere di tutela della salute dei suoi cittadini. Dall'altro lato lo abbiamo appunto dimostrato facendo una mappatura di tutti quelli che erano i luoghi sensibili della città, quindi scuole, chiese, centri di aggregazione per gli anziani, ospedali, e dimostrando che a fianco di questi luoghi sensibili molti erano i locali che avevano le slot. Abbiamo poi fatto il lavoro che io reputo più importante, che è stato quello di sensibilizzare da un lato la popolazione, andando nelle scuole, nei centri per gli anziani, parlando con i genitori del pericolo che i loro figli e gli anziani corrono a fronte di questo fenomeno, e abbiamo parlato con gli esercenti, i titolari dei bar, spiegando loro che il gioco è bello, ma è bello se è sano, per cui abbiamo posto in essere una serie di eventi organizzati dal comune, quindi sponsorizzati dal comune, per portare gente a frequentare i bar che proponevano gioco sano al posto del gioco d'azzardo. Devo dire che abbiamo avuto un grande successo, siamo stati davvero seguiti da tantissime persone, da tantissimi cittadini da un lato, ma anche da molti bar. Il
il 15% dei bar del nostro comune nell'arco di un anno ha dismesso le slot machine e il lavoro è stato davvero un lavoro di sensibilizzazione. Questi bar hanno deciso di diventare etici, di cambiare la loro strategia. Quindi invece delle slot machine che cosa è considerato gioco sano? Noi abbiamo proposto tornei di scacchi, di dama, di briscola, abbiamo proposto anche molti giochi di ruolo e sport, tanto sport. Abbiamo organizzato tornei di basket davanti ai bar, nelle pubbliche vie, abbiamo organizzato appunto incontri con le associazioni sportive per spiegare quanto è importante giocare, ma giocare nel modo giusto. La situazione quindi è cambiata? Assolutamente sì, noi adesso stiamo facendo una nuova mappatura delle slot machine e abbiamo potuto constatare con grande orgoglio un drastico calo nel numero di slot nella nostra città. Quello che abbiamo capito è che l'interesse delle mafie nel gioco d'azzardo è cresciuto nel momento in cui è aumentato vertiginosamente l'offerta anche del gioco lecito. Il gioco lecito paradossalmente ha trainato il gioco illecito e l'interesse delle mafie. Quindi la cosa che probabilmente è da fare, la cosa più sensata, è restringere l'offerta del gioco d'azzardo, anche di quello lecito. Ecco, organizzare un seminario di questo tipo, sensibilizzare gli amministratori, incontrare le persone del territorio, quali sono gli strumenti che si possono mettere in campo? Beh, l'hanno dimostrato l'esperienza di diversi comuni, quella di attuare delle buone pratiche proprio di delimitazione dell'offerta dei giochi, nell'attesa che si entri in funzione finalmente una legge quadro a livello nazionale che inverta la tendenza. Un incontro che ha messo l'accento sul ruolo delle pubbliche amministrazioni, senza dimenticare che appunto ormai molta parte del gioco d'azzardo sfugge ad ogni controllo attraverso la rete. I gestori sono in paesi lontani e tutto si svolge online, magari anche con le nuove cybermonete come i bitcoin che hanno raggiunto quotazioni da capogiro. Abbiamo voluto che anche fosse qui a Vicenza, perché Vicenza è stata una delle città che per prime si è mossa su questo tema. Le prime misure sono state quelle di ordinanze sulla distanza da luoghi sensibili che all'epoca sono state rigettate dai TAR, ma noi abbiamo insistito. Oggi sono in vigore delle ordinanze che riguardano appunto gli orari di esercizio delle macchine, delle slot. Abbiamo anche fatto una misura, preso una misura per quanto riguarda la pubblicità, che è uno dei temi fondamentali. Sugli spazi comunali non è possibile inserire della pubblicità del gioco d'azzardo.